Celebrata nella città di Sora la giornata dell'Unità Nazionale delle Forze Armate, un lungo corteo composto da autorità militari e civili, dalle rappresentanze combattentistiche d'arma, dal picchetto d'onore del 41° Reggimento Cordenons, insieme agli alunni degli istituti scolastici e numerosi cittadini, guidato dalla banda comunale città di Sora, partendo da piazza Esedra sfilato nel centro cittadino, fino a piazza Alberto La Rocca, dove il sindaco Roberto De Donatis ha deposto una corona d'alloro nella cappella dedicata ai caduti di tutte le guerre. Il corteo si è poi spostato nella chiesa di Santa Restituta, dove Don Mario Santoro ha aperto la commemorazione con un momento di meditazione e preghiera, seguito dalle riflessioni degli alunni dei vari istituti scolastici cittadini che con temi, pensieri e componimenti poetici hanno ricordato un evento che ha segnato in modo profondo ed indelebile l'inizio del Novecento e che ha determinato radicali mutamenti politici e sociali. A nome delle associazioni d'arma ha preso la parola Rodolfo Damiani, componente dell'Associazione Aeronautica Valle del Liri. La giornata dell'Unità Nazionale delle Forze Armate vuole ricordare in special modo tutti coloro che, anche giovanissimi, hanno sacrificato il bene supremo della vita per un ideale di patria e di attaccamento al dovere, valori immutati nel tempo per i militari di allora e quelli di oggi. A chiudere gli interventi istituzionali il sindaco di Sora Roberto De Donatis, che rivolgendosi ai tanti giovani presenti ha voluto ricordare gli eroi della città, la medaglia d'oro carabiniere Alberto La Rocca, il maresciallo capo degli Alpini Luca Polsinelli ed il vigile del fuoco Sirio Corona. Una grande festa che ricorda, oltre alle forze armate, i caduti di tutte le guerre, anche l'unità nazionale. Una festa che ha come protagonisti soprattutto i più piccoli, perché a loro dobbiamo dare un esempio che si richiami al più fulgido esempio dato dai tanti martiri in ogni guerra, in ogni azione militare del nostro Paese. Difendere quei valori è un dovere di tutte le istituzioni, bisogna farlo in modo coeso e questa presenza così importante oggi in un edificio sacro, Santa Restituta, che Don Bruno, che saluto perché so che ha qualche problema che sta risolvendo e presto lo vedremo di nuovo operativo. Questa chiesa, questo edificio sacro in qualche modo celebra anche i valori sacri della Costituzione. Siamo felici di essere qui, come sempre celebreremo con la massima partecipazione questa grande festa. Il corteo da piazza Santa Restituta si è poi spostato presso la caserma dei Carabinieri di Sora, dove è stata deposta una corona alla lapide in memoria del carabiniere medaglia d'oro Alberto La Rocca.